Sono Matteo D'Aros, uno dei 4 soci della falegnameria D'Aros di Carpesica di Vittorio Veneto. Siamo un'azienda familiare composta da 4 soci, i 2 più vecchi e i 2 figli. Abbiamo raccolto l'eredità dei nostri genitori per portare avanti l'azienda e portarla avanti nell'innovazione e anche nella tradizione. Essere un'azienda familiare ha i suoi aspetti positivi e negativi. Gli aspetti positivi sono che si conosce la persona con cui si lavora e si può dialogare più con franchezza, diciamo. Gli aspetti negativi sono che ci possono essere parecchi contrasti. Noi ci occupiamo principalmente della realizzazione di scale in legno per interni. Stiamo già sviluppando la nostra azienda tramite social, pubblicità, e-commerce, tante innovazioni sotto questo punto di vista. Del mio lavoro mi piace mettere le mani sulle cose concretamente e avere la libertà di poter scegliere e progettare quello che faccio. Quello che mi motiva è la perfezione, io sono perfezionista, quindi mi piace molto guardare al dettaglio nel mio lavoro. La mia preoccupazione maggiore è la situazione nazionale e internazionale riguardo al mondo del lavoro e la richiesta di lavoro. Una delle mie preoccupazioni è scontentare il cliente maggiormente. Il settore del legno di per sé tira abbastanza, però nel mio campo diciamo che l'età media del falegname si è di molto alzata e trovare un falegname under 50 è molto difficile in questi giorni. Fare il falegname è bello perché si lavora con una materia naturale orientata verso l'ambiente. Per me la felicità è avere il tempo di realizzare i miei sogni. I miei sogni sono molto semplici, tipo vivere in salute e stare con le persone che amo. Sì. Far parte del CNA mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con colleghi, anche non solo falegnami, ma anche fotografi, idraulici o tante altre categorie diverse che hanno esigenze e problematiche anche molto differenti.